Indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta dopo essere stata dimenticata in auto all'autopsia il 23 luglio. Agnese ora è in cielo. Le parole della mamma, la sorellina. Ho voluto raccontarle la verità, ha raccontato la donna al parroco di Zerman. Furgone si incendia e si ferma distributore, attimi di paura questa mattina a Quinto di Treviso, fortunatamente nessun ferito. Il sindaco Durigon si è temuto il peggio. Ex dipendente devasta il bistrò di Piazza Cristi in pieno centro a Treviso. La rabbia dei titolari del loro avvocato Fabio Crea era già stato segnalato. Maxi sequestro di droga dei carabinieri di Montebelluna che hanno arrestato 2 persone. Lo stupefacente destinato alle piazze della Marca, soprattutto ai più giovani. Non si fermano i furti, stavolta ladri incappucciati in azione a Candeludi in Maserata. Siamo angosciati, non dormiamo più, raccontano i residenti esasperati. Voli in ritardo anche a Treviso a seguito di un aggiornamento sulle piattaforme Microsoft che ha mandato in tilt gli aeroporti in tutto il mondo. La Guardia di Finanza di Treviso intercetta 1 milione di litri di alcol di contrabbando dall'est Europa e lavorato in fabbriche clandestine, pericoloso per la salute, era destinato a bar e supermercati. Terremoto, corruzione al Consiglio metropolitano, prima uscita pubblica per il sindaco di Venezia indagato. Il primo cittadino fra poco alla cerimonia di apertura del ponte votivo per il Redentore, rischio contestazioni. A Paesi, il funerale della giornalista del Corriere trovata morta in casa il giorno del suo 46esimo compleanno. Il parroco, suo ex compagno di scuola, ha detto: nella vita come nel lavoro ti sei sempre battuta per la verità. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca e la tragedia di Agnese. È indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto a Marcon. L'autopsia sul corpo della piccola il 23 luglio. Si tratta di un atto dovuto, spiega il suo legale Giorgio Pietramale. In queste ore drammatiche il padre non riesce nemmeno a parlare, quindi non siamo entrati nel merito di quanto successo. Lo incontreremo nuovamente a inizio settimana, ha detto il legale. Sappiamo che la macchina è stata sequestrata, gli accertamenti sono ancora in corso. Intanto il parroco di Zerman, comunità sconvolta, ha incontrato la famiglia e racconta le parole della mamma. Per l'altra bambina le hanno detto che la sorellina è volata al cielo e la mamma diceva: voglio che la bambina continui la sua vita normale. Per questo mamma Gloria ha portato oggi la sua primogenita all'asilo, nonostante la tragedia che con il marito sirio chinellato ieri l'ha colpita al cuore. Perché non c'è altro aggettivo per una bambina di 1 anno e mezzo uccisa dal caldo oppressivo all'interno di un'auto lasciata sotto al sole dal papà, colpito da un vuoto di memoria che gli ha completamente cancellato l'appuntamento con la consegna della piccola all'asilo prima di recarsi al lavoro. E oggi alla Lodes di Marcon non c'era nessuno, anche se l'azienda esprime vicinanza con il dipendente colpito da questa doppia tragedia. Doppia perché oltre alla morte della figlia c'è la consapevolezza di esserne stato la causa. Per questo ieri Sirio e mamma Gloria, dopo la dimissione dall'ospedale, hanno voluto incontrare il parroco. Ci siamo abbracciati, niente altro, perché credo che la cosa migliore, io invito anche tutti quanti a entrare in un rispettoso silenzio. Parole che riecheggiano nelle abitazioni di via Veronese, dove la famiglia Chinellato, originaria di Salzano, vive da 5 anni e che danno la misura della tensione causata anche dall'ondata di insulti arrivati via social a papà Sirio. Leoni da tastiera ai quali Don Paolo risponde con una riflessione. Soprattutto che non succeda loro di vivere esperienze del genere, perché sarebbe pesante, molto pesante. Ma contemporaneamente sono invece tanti i messaggi di solidarietà che arrivano in municipio al sindaco Bortolato. Questo è un cittadino, cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché è lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza. Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, anti-abbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi 2 genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera li vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo.
Dunque c'è un'indagine in corso, c'è l'apertura di questo fascicolo, c'è il papà indagato, c'è un'auto sequestrata, ci sarà un'autopsia e poi c'è da capire cosa è accaduto nella mente di quest'uomo. Lo chiamano blackout da stress di genitori. Quello che si è visto, soprattutto nell'abbandono di minori all'interno degli abitacoli, sono almeno 3 fenomeni principalmente. Il primo è si è talmente presi dai pensieri quotidiani che non si è magari abituati, di solito succede ai padri, di portare i bambini, si segue il filo della quotidianità e si rischia di dimenticare la presenza del figlio in macchina. Perché? Perché magari lo si trasporta in casi eccezionali. Però anche c'è l'altro fenomeno, cioè l'eccesso di accudimento. Si è talmente vicini e talmente accudenti nei confronti dei figli che si pensa di averli già consegnati ai nonni o eventualmente averli fatti scendere direttamente dall'abitacolo. E c'è il terzo elemento che delle volte è una sorta di perdita di amnesia, cioè un'amnesia costante e perdita di memoria che è data da stress, da sovrastrutture di stress che magari i genitori rischiano di vivere. Quello che non si deve dire è che non ci sia capacità genitoriale, perché il fenomeno dimostra che è proprio il contrario. Lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller spiega così a Focus dal direttore Luigi Bacialli la sua contrarietà ai cosiddetti dispositivi seggiolini salvababy o anti-abbandono. Ecco perché. E non possiamo neanche utilizzare, se mi permette, dei surrogati tecnologici che dovrebbero sostituire la responsabilità dei genitori. Certo ci aiutano, però possono essere inefficaci o possono fare degli errori anche quegli strumenti. Vero è che resta una tragedia immane che niente e nessuno potrà mai cancellare. Il trauma della perdita del figlio, se mi permette direttore, io lo devo dire con la massima trasparenza, ma lo dico anche ai miei pazienti quando vivono queste situazioni, è l'unico trauma che non si può rielaborare. Lasciamo questa tristissima vicenda, il sospiro di sollievo si può dire oggi a Quinto di Treviso dopo che si è temuto il peggio, perché lo dice il sindaco, poteva esplodere tutto. Parliamo di quel furgone in fiamme, gli occupanti presi dal panico si sono fermati nel posto meno indicato in questi casi, e cioè un distributore di carburante. Attimi di concitazione nella mattinata al distributore Vega lungo la Noalese a Quinto di Treviso. Una colonna di fumo in direzione Scorzè ha allertato i cittadini, la paura che le fiamme potessero coinvolgere anche il distributore. Un automezzo in fiamme all'interno del distributore è un potenziale grosso pericolo. Il posto libero più vicino che hanno trovato l'hanno piazzata davanti a un autolavaggio, però ripeto c'era anche un'autostazione GPL, c'era il distributore dove insomma, il pericolo di esplosione è elevato. Ecco. L'incendio è divampato probabilmente dal motore della cella frigo del furgoncino. Fiamme che se in un primo momento avevano interessato solo l'impianto di areazione della cella si sono poi propagate velocemente al motore e all'abitacolo. L'istinto di fermarsi vicino a un autolavaggio di un distributore nonostante l'altissimo rischio di esplosione. Tragedia sfiorata dunque, e in paese si tira un sospiro di sollievo. Tutto si è risolto nel bene. Grazie anche all'intervento dei Vigili del Fuoco, molto serio da arrivare. Ha creato un po' di confusione, di stop al traffico normale da Noalese, che è un'arteria direi molto trafficata, passano circa 10.000 mezzi al giorno, quindi è andata bene così, dai. Vigili del fuoco arrivati tempestivamente da Treviso per domare le fiamme prima che si propagassero anche alle auto della concessionaria vicina. La camionetta posizionata come scudo per evitare il peggio. Sul posto anche i carabinieri, polizia locale per le indagini e i rilevamenti del caso. Accorsa anche un'ambulanza per medicare i 2 lavoratori rimasti lievemente intossicati dal fumo inalato. Fortunatamente nessun ferito. Per precauzione il tratto di Noalese è rimasto chiuso fino allo spegnimento dell'incendio. Un ringraziamento va sicuramente alle forze dell'ordine e anche ai Vigili del Fuoco che sono arrivati molto tempestivamente, quindi hanno riportato alla normalità velocemente il sito, ecco. Quindi è andata bene così. Domani i funerali di Massimo Feletto, il 50enne travolto e ucciso dal pirata a Ormelle, e intanto le indagini per catturare il pirata continuano.
Si stringe sempre più il cerchio intorno al pirata della strada che domenica sera ad Ormelle ha investito Massimo Feletto, 50 anni, che nell'impatto ha perso la vita, mentre la sua badante, quarantenne di origini marocchine, è rimasta gravemente ferita e si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. L'automobilista non si era fermato a prestare soccorso, ma si era allontanato dal luogo della tragedia. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, che hanno recuperato alcuni frammenti e lo specchietto della vettura coinvolta, elementi che hanno permesso di risalire al modello, un grande punto. I militari sarebbero vicini a individuare il proprietario dell'auto, resta però ancora da accertare chi quella sera fosse effettivamente al volante del mezzo. I carabinieri infatti non escludono che l'auto possa essere stata prestata a qualche amico o familiare dell'intestatario. Mentre le indagini dunque continuano, Ormelle si prepara a dire addio domani alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Tempio a Massimo. L'intera comunità, oltre agli amici di Casa Vittoria di San Polo di Piave, dove l'uomo da tempo era impiegato in diverse mansioni, si stringeranno per dargli l'ultimo saluto. Torniamo a Treviso, era già stato segnalato, sono le parole di rabbia dell'avvocato Fabio Crea, che è l'avvocato anche dei titolari di quel bistrò in Piazza Crispi che è stato devastato ieri sera da un ex dipendente licenziato e che ha voluto così, a quanto pare, vendicarsi. I titolari che hanno rischiato davvero grosso. Questo è il totem che è stato preso dal soggetto, tirato addosso, e io me lo sono trovata qua sul braccio, per fortuna l'hanno tenuto, se no io sarei ancora sotto al totem schiacciata e ho delle contusioni, delle lesioni al braccio. Attimi di panico e spavento giovedì sera al Plenus Bistrò, quando Massimo Cenedese, ex dipendente del locale, è arrivato come una furia, visibilmente ubriaco, verso le 21:30 e ha seminato il terrore tra clienti e titolari. Dopo aver scaraventato la pesantissima insegna dell'entrata contro Milena Corbo, titolare, ha proseguito rovesciando in galleria tavolini e bottiglie. Poi ha inveito contro chiunque entrando nel locale. Infine è andato al piano di sopra, dove ha ferito al viso lo chef con una bottiglia rotta. È arrivato questa persona all'improvviso e ha iniziato a devastare tutto il locale. Ha cominciato dalla parte esterna, poi è venuto dentro, che ha rotto anche il vetro con una bottiglia rotta. Ha devastato su per le scale tutte le bottiglie che c'erano, ha buttato tutto per terra, ha iniziato a inveire e a me ha buttato addosso il totem gigante che c'è all'esterno. Cenedese era stato licenziato lo scorso anno a seguito di una serie di problemi anche piuttosto pesanti, tra cui stalking e molestie, sempre segnalate alle forze dell'ordine. È un nostro ex dipendente, sì, per una serie di comportamenti inappropriati sia con il personale, una condotta non proprio irreprensibile, un carattere prevaricatori. A un certo punto è stato deciso di interrompere il rapporto di lavoro. Il questore gli aveva già dato un ammonimento, evidentemente non sufficiente, tanto che da oggi è ai domiciliari. È la dimostrazione di pericolosità della persona che è stata arrestata, che avevo denunciato esattamente il 20 giugno del 2024. Trascorso un mese sarebbe stato opportuno, insomma, limitare il soggetto, come avevamo chiesto con una richiesta di divieto di avvicinamento che avrebbe quantomeno sarebbe stato un monito nei confronti di questa persona per l'intervento dell'autorità giudiziaria. Poi nella notte, finito il parapiglia e con l'aiuto di tante persone, tutto è stato ripulito e sistemato per poter riaprire in mattinata il locale. Noi abbiamo pulito tutto questa notte, siamo stati qui fino alle 3 del mattino a rimettere in ordine tutto quanto, anche perché oggi volevamo riaprire e quindi tutti si sono adoperati perché tutto tornasse come prima e abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà. La piaga dei furti che continuano, gli ultimi sono accaduti a Candelù di Maserata. Io vivo con l'ansia adesso, cioè quello che a me fa arrabbiare è che non puoi più vivere a casa tua. Paura, rabbia, angoscia, le sensazioni che si respirano in via Cesare Battisti a Candelù di Maserata, dove ieri in pieno giorno, intorno alle 11:30, 3, forse 4 ladri incappucciati sono entrati in un'abitazione. A raccontare quei minuti una vicina. Hanno parcheggiato qui a fianco, sono entrati dalla vicina, probabilmente sono stati disturbati perché poi è arrivato mio suocero perché la macchina era parcheggiata lì e loro entrano di qua per entrare in casa. Il mio vicino
ha visto praticamente loro, la macchina è partita, si è girata a casa sua, li ha avvisati che erano arrivati, ha visto 3 ragazzi uscire incappucciati e sono scappati. I ladri sono entrati dalla porta d'ingresso dopo averla forzata, hanno chiuso il cagnolino della proprietaria nel vano caldaia, probabilmente dopo averlo narcotizzato. Sono saliti al primo piano, hanno aperto qualche cassetto, poi, forse disturbati, sono ritornati al piano terra. Con grande tranquillità si sono aperti il cancelletto pedonale, sono usciti risalendo in auto e allontanandosi. Alcuni testimoni sono riusciti a fornire una descrizione ai carabinieri. Corporatura, diceva il ragazzo, su una 30 d'anni, e una Ford Focus blu scuro, cerchi in lega con l'iniziale della targa è una A. Questo è quello che è stato segnalato anche ai carabinieri. Ad angosciare i residenti il fatto che i ladri si siano mossi in pieno giorno in una zona con molte abitazioni. Questi in pieno giorno, c'era il signore qui che dava il veleno alle viti, non si sono fatti nessun tipo di scrupolo, e quello che a me ha fatto paura, incappucciati alle 11:30 di mattina, cioè dove andiamo a finire? Chi vive in via Cesare Battisti oggi si dice angosciato e preoccupato, soprattutto per i propri figli. Io ho 3 bambini, cioè io ho l'ansia, io chiudo tutto, ma io non posso più fidarmi neanche di lasciarli 2 minuti a casa da soli loro. Magari dico aspettatemi qua, chiudo tutto, vado a prendere il pane, non mi fido più. Ma non dormiamo più di notte, non è vita questa, non è vita, il sentimento che hai è di rabbia, perché non puoi vivere sereno a casa tua, cioè uno ha paura di vivere anche a casa sua. Fiumi di droga destinati alle piazze della Marca, obiettivo i più giovani, un traffico stroncato dai carabinieri. Da qualche tempo i carabinieri della compagnia di Montebelluna tenevano sotto controllo un'abitazione di Volpago del Montello ritenuta una probabile base di spaccio. Ieri sera è scattato il blitz dei militari, insospettiti dal comportamento di un 43enne che a bordo della sua auto si stava allontanando dalla casa, lo hanno seguito e una volta raggiunto a Ponzano Veneto lo hanno fermato. Ritenendo appunto che si fosse perfezionato una cessione di stupefacente, abbiamo fermato il probabile acquirente ed effettivamente è stato trovato in possesso di un etto di hashish, un etto di marijuana, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Successivamente i carabinieri sono tornati a Volpago nell'abitazione di un operaio 36enne incensurato. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare 5.600 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio che anche per le modalità di occultamento potrebbero essere provento dell'attività illecita di spaccio, oltre ad un ingente quantitativo di droga, circa 6,5 kg di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Riteniamo che fossero parte di una catena medio-alta dello spaccio del territorio e che tutti questi chili di stupefacente sarebbero andati a riempire le piazze della provincia trevigiana con un focus soprattutto sui più giovani per quanto riguarda la tipologia dello stupefacente sequestrato. La droga sarebbe stata destinata soprattutto alla zona del Montello e dell'Alto Trevigiano. I possibili clienti sarebbero stati giovani che ne avrebbero fatto uso probabilmente nel corso di feste e rave party. È soprattutto nel periodo estivo, infatti, che il consumo di hashish e marijuana aumenta in modo considerevole. E sicuramente il focus sarebbe stato quello giovani minori, anche nel periodo pre-vacanze che avrebbero acquistato per poi portarlo con sé. Il 36enne e il 43enne, entrambi del Montebellunese, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del magistrato di turno, il primo è stato portato in carcere a Treviso, il secondo sottoposto agli arresti domiciliari. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi torneremo ovviamente a parlare di cronaca, ma torneremo anche a Venezia per l'apertura del Ponte Votivo del Redentore, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, allora facciamo un veloce salto a Venezia. Il nostro Lorenzo Maier sul Ponte Votivo per l'apertura del Ponte Votivo. Stiamo parlando della festa del Redentore, ci siamo collegati anche nei precedenti edizioni dei telegiornali perché è atteso Luigi Brugnaro che appunto oggi anche ha parlato per la prima volta della inchiesta. Lorenzo, com'è la situazione?
Buonasera Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Tra pochissimi minuti, con le immagini che vi sta facendo vedere Fabio Sfagliero, vediamo anche il nastro. Fra pochissimi minuti verrà aperto il ponte votivo. Per il momento la situazione è assolutamente tranquilla, stanno confluendo tutte le autorità, tutti coloro che devono intervenire per questo taglio, dopodiché con il sindaco e il patriarca in testa tutti si incammineranno per 334 metri e raggiungeranno alle nostre spalle la Basilica del Santissimo Redentore, dove il patriarca e il sindaco dovrebbero tenere un breve indirizzo di saluto ai presenti. Per il momento la situazione è tranquilla, se non hai domande ti restituisco la linea. Perfetto, grazie. Allora ci ricolleghiamo quando ci sarà il momento proprio anche del taglio del nastro e l'inizio dell'apertura del ponte votivo, però vediamo, lo abbiamo accennato, le prime parole oggi a Ca' Cornera al Consiglio Metropolitano, le prime parole, la prima uscita pubblica di Luigi Brugnaro nel pieno della tempesta dell'inchiesta corruzione. Tirare fango alla gente è facile, si fa lui, si mette nei giornali, ci rovinano le vite. La nostra spero di no. Mi spiace appunto ovviamente per i miei amici, per Stefano, per la gente che si fida di me. Continuate a fidarvi perché sono una persona onesta. È la prima apparizione pubblica di Luigi Brugnaro dopo l'inchiesta giudiziaria che 3 giorni fa ha travolto il comune di Venezia. Più volte invocato dalle opposizioni nell'infuocato consiglio comunale del 17 luglio a Ca' Farsetti, il sindaco ha presieduto il consiglio della città metropolitana, l'ex provincia di Venezia. A Ca' Cornera l'atmosfera è diametralmente opposta rispetto a Ca' Farsetti qualche giorno prima. Nessuna contestazione, anzi i banchi dell'opposizione rimangono addirittura vuoti. Brugnaro parla quindi per la prima volta in pubblico dall'inizio dell'indagine davanti ai suoi consiglieri di maggioranza. Non avrei mai pensato un'opposizione che senza neanche voi che andassi in consiglio a discutere, ma hanno già deciso che devo venire, hanno già deciso. E io dovrei prendere il voto democratico e mettere in mano la stagione, con le agende che decidono loro, i tempi che decidono loro. Via Crucis, Sacrose, speriamo che anche Crocefisa, io spererei che il finale sia un po' diverso, però questa è gente che grida Barabba, vi ricordate? Chi volete liberare? Gesù o Barabba? Barabba. Poi se l'appetito vedi domani, però è sparito tutti, non c'è mai uno che ha alzato la mano. Chi è che ha detto Barabba quella volta? Non si sa. La metafora evangelica utilizzata dal sindaco diventerà poco dopo oggetto di polemica da parte delle opposizioni. Da parte mia so di avere la coscienza pulitissima, pulita, e che sia un galantuomo, lo dimostrerò nelle aule di giustizia o nelle sedi opportune. Le questioni sono sempre le stesse, sono dal 2015 che lo dicono. La proprietà dei Pili, la gestione del trust, il palazzo Papadopoli è stato aggiunto, cosa a cui io non so assolutamente nulla, nel senso che abbiamo deciso di venderlo, quelle procedure non ho avuto quale idea perché ho detto soltanto non venderlo e ne faccio un titolo di orgoglio, ho venduto roba a Rosegotti, detti così a quel tempo, di cose che non si riuscivano a vendere, perché poi con quei soldi abbiamo utilizzati nel bilancio del comune, insomma. Brugnaro rivendica il lavoro svolto in 9 anni di amministrazione fino all'ultimo voto in consiglio comunale per il recupero dell'area dell'ex Umberto I, il cosiddetto buco di Mestre. Poco dopo Brugnaro apparirà anche a Ca' Farsetti per tracciare un bilancio del contributo d'accesso, quindi la sera l'inaugurazione del ponte votivo del Redentore. Oggi voglio del ponte votivo, no? Farò la mia via Crucis, perché esiste nella vita, esistono dei momenti in cui devi rispondere. Sapevo benissimo che il ruolo era complicato, eccetera. Non pensavo di dover avere queste amarezze, questa proprio non pensavo di poterla avere. Per una persona onesta è un grave, cioè un colpo che non auguro a nessuno, davvero nessuno, neanche i signori che non ci sono. Allora a Venezia c'è Brugnaro insieme al patriarca, andiamo subito. Eccoci, sì, siamo qui, il patriarca, il sindaco Brugnaro e il prefetto stanno salutando qui a favore di fotografi e di telecamere e tra pochissimi istanti verrà tagliato in atto, vediamo anche il delegato giusto, le autorità, ecco, il patriarca è pronto per dare la sua benedizione e la possiamo sentire in diretta, ecco. Sta benedicendo i presenti e adesso verrà tagliato in atto. Padre Gianfranco gli ha posto l'occorrente per benedire, anche c'è l'assessore Magri, il delegato giusto, insomma tutta la città. Adesso il patriarca ha questo onore di tagliare il nastro e comincerà il percorso con i vigili in alto uniforme che accompagneranno la delegazione. Michele,
Eccoci. Nicola, applausi, ecco, applausi e ti restituisco. Così fatti, Lorenzo. Vai. Non so se ci senti ancora, stiamo Sì, allora percorrendo. volevo fare... Lorenzo, aspetta, sento qualche urla. Sì, c'è qualche urlo in effetti dalla parte della Allora facciamo così, Lorenzo. basilica. Sì. Dalla parte della basilica le urla. C'è qualcuno che sta aspettando Brugnaro, questo intendi? Sì, addosso alle persone. Allora, abbiamo sentito qualche urla, vergogna. Camminandoci sì, qualche urla accertata, però devo dire tutto in una situazione abbastanza composta. Qualche urla c'è stata, c'è anche qualche barca che è arrivata con qualche striscione, ma tutto sommato. Ecco, vi faccio vedere intanto, tu Lorenzo non lo vedi, ma vi faccio vedere dal PC, mi sta girando in questo momento Filippo Fois questa foto, credo che siamo da qualche altra parte, non saprei riconoscerla quella zona, però questo striscione Brugnaro di Mettiti che è stato appena, credo, affisso. Allora facciamo così, Lorenzo, ci ricolleghiamo fra pochissimo, appena ci sarà l'arrivo davanti alla Basilica per capire se poi anche il sindaco dirà qualcosa, va bene? Allora, ci ricolleghiamo fra poco, lo dico alla regia. Allora, abbiamo visto comunque, ecco, intanto l'apertura del ponte votivo, qualche urla vergogna, che, ci diceva il nostro Lorenzo, veniva dalla zona della Basilica, cioè dall'appunto dove sta arrivando Brugnaro insieme al Patriarca. Torniamo alla cronaca, un'importante operazione della Guardia di Finanza, parliamo di alcol molto pericoloso, di contrabbando. La frode ha consentito alle persone sottoposte a indagini di evadere tra IVA e accise 11,5 milioni di euro. Abbiamo anche sequestrato 85.000 litri di alcol etilico, 2 auto articolati e 3 fabbriche clandestine distribuite tra le province di Foggia, Napoli e Caserta. 20 persone denunciate e una arrestata per contrabbando di alcolici, ricettazione, contraffazione e irregolarità nella circolazione di sostanze alcoliche. È l'esito della vasta indagine della Guardia di Finanza di Treviso con il coordinamento della Procura di Udine, iniziata nel gennaio 2023, quando una pattuglia delle Fiamme Gialle aveva fermato al casello di Venezia Est un mezzo che trasportava illegalmente 26.000 litri di alcol etilico spacciato per liquido disinfettante. Alcol proveniente dall'Est Europa, introdotto in Italia principalmente attraverso il valico di Tarvisio, fermo che ha prodotto un'indagine a cascata. Con ulteriori controlli su strade, grazie all'incrocio e l'analisi di dati, hanno permesso di individuare una rete di persone che contrabbandava alcol da destinare alla lavorazione in fabbriche clandestine nel sud Italia, dove venivano realizzate le bevande alcoliche, su cui venivano apposti, è importante sottolinearlo, sigilli di Stato contraffatti, ma anche etichette commerciali di aziende inconsapevoli. Le bevande alcoliche erano whisky, gin, vodka, liquori, limoncelli, altri distillati di uso comune presso bar, ristoranti, supermercati. Indagine che ha visto la collaborazione anche dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha contribuito ad attestare come nelle bevande alcoliche ci fossero sostanze come per esempio il metanolo rischiose per la salute. Un'operazione che ha richiesto oltre un anno di lavoro sul campo per le Fiamme Gialle. Questa indagine conferma l'importanza di essere presenti su strada nel controllo del territorio. Così dunque la Guardia di Finanza. Prima di andare avanti con la cronaca vediamo altre immagini. Il nostro Lorenzo Maier con Fabio Faliero sta seguendo il corteo lungo il ponte votivo. C'è anche il sindaco Luigi Brugnaro. Vi faccio vedere anche, eccolo qui, vi faccio vedere intanto anche questa, l'ho fatto vedere prima, le prime contestazioni con questo striscione, scusate,
che è stato affisso nella zona della Giudecca. Brugnaro, dimettiti. Vediamo le immagini della gente che sta percorrendo il ponte votivo. Nel corteo c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro, l'abbiamo visto insieme al patriarca. Vergogna, vergogna, alcune parole che si sono sentite, una contestazione però che per ora insomma sembra nei limiti diciamo di quanto non ci si aspettava, nel senso che ci si aspettava probabilmente qualcosa di più forte. Vedremo cosa accadrà. Nell'attesa torniamo alla cronaca e parliamo dei disagi che ci sono stati anche in aeroporto di Venezia, ma anche in aeroporto a Treviso, per un bug, quello che viene chiamato bug, un aggiornamento sulle piattaforme Microsoft, un aggiornamento che ha creato un bug globale in tutto il mondo e disagi soprattutto negli aeroporti, anche a Treviso, guardate. Un aggiornamento difettoso, o come si dice in gergo, buggato, è all'origine dei gravi disservizi che si sono registrati in tutto il mondo e che hanno colpito tutte le aziende che si servono del sistema operativo Microsoft. Migliaia di aziende e grandi compagnie che lavorano in infrastrutture critiche, dalla logistica alla sanità, ma sono stati soprattutto i vettori aerei a subire i maggiori disagi, specie in Italia. Ryanair, il maggiore d'Europa, ha consigliato a tutti i passeggeri di presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima dell'orario di partenza. E negli Stati Uniti, American, Delta e United sono rimaste a terra. Voli interrotti completamente anche all'aeroporto di Berlino a causa di un guasto tecnico. Forti ritardi nelle partenze anche in Spagna, all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, Eindhoven, Bruxelles e diffusamente in Francia. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium sarebbero almeno 1400 al momento i ritardi. A Treviso i disagi sono stati tutto sommato contenuti, non per tutti i voli e comunque entro le 3 ore. My flight is to Malta. Currently we here about 1 hour. As estimated, yeah. I think there's a global software problem. Dobbiamo andare a Malta, ma abbiamo almeno un'ora di ritardo. Ci hanno detto che è un problema di aggiornamento software. La tecnologia è globale, ormai è interconnessa, per questo il problema è mondiale. Stiamo aspettando delle nostre amiche che vengono da Praga, che hanno avuto un ritardo sul loro volo. Non abbiamo ben capito qual è stato il problema, a dir la verità. Abbiamo sentito sulla radio venendo qui che appunto i voli sono stati ritardati. La tecnologia qualche volta non aiuta proprio. Nessun problema software invece per il volo da e per Tirana, come sottolinea il signore che aspetta la compagna con le figlie. Però Wizz Air è una compagnia che fa ridere e ogni volta è sempre in ritardo. L'andata è andata con 3 ore e 8 minuti di ritardo. Così dunque le problematiche. Torniamo a Venezia. Lorenzo. Allora, ecco, Lorenzo, facciamo sentire. Appena concluso il percorso. Aspetta un secondo, facciamo sentire un attimo un po' di contestazioni. Sì. Allora, aspetta Lorenzo, aspetta un secondo. Allora Fabio, se mi sente Fabio Faliero, se può girare un attimo la telecamera perché vorrei vedere il posto dove stanno contestando. Se puoi girare la telecamera. Ecco, sì. Per vedere dove stanno contestando Brugnaro. Allora Lorenzo, questo è il clima. Questo è il clima, Lorenzo. Eccomi. Allora sì, per prima cosa ti volevo dire che infatti il sindaco e il patriarca, che di solito si fermano davanti alla scalinata, sono entrati all'interno della basilica proprio perché la gente rumoreggiava. Una contestazione con gli slogan che abbiamo sentito anche in Consiglio Comunale: Brugnaro dimettiti, Brugnaro fuori dalla laguna, tutto sommato direi abbastanza anche civile. Sarà un gruppo di una 25, circa 30 persone che sono state fermate per non accedere qui nel piazzale antistante la Basilica, proprio dove c'è l'approdo della CTV del Redentore, quindi nella zona che vi ha fatto vedere Fabio Faliero di Angolo. Adesso
diciamo, stando al protocollo normale dovrebbero tenersi i discorsi, ma stiamo anche noi cercando di capire cosa succederà, perché a questo punto potrebbe la scaletta essere rivoluzionata e quindi o essere ridotta o anche non tenersi. Non c'è una grande folla, c'è qualche banca, c'è un dispositivo di sicurezza molto importante, direi, che sta facendo benissimo il suo lavoro, la polizia locale con il funzionario, con il comandante Agostini, i carabinieri, tutti stanno cercando di contenere anche la contestazione che può avvenire, purché avvenga in toni civili e purché poi non vada anche a rovinare quella che è la festa. Al momento comunque la contestazione si è fermata all'ingresso del Patriarca, che il Patriarca ha salutato ovviamente tutti, ha salutato anche le persone che poi invitate alla calma con qualche cenno. Adesso vedremo come verrà rispettato il protocollo, perché ripeto, è una cosa assolutamente inedita che il sindaco e il patriarca non abbiano rivolto alcun indirizzo di salute entrando in Basilica. Chiaramente le condizioni non lo permettevano, perché i manifestanti rumoreggiavano parecchio, però allora, qui, Lorenzo, per darvi un'idea, ci sono anche gli autoparlanti che sono sistemati come se la cerimonia si dovesse tenere. Ecco, perfetto. Allora ci dici, insomma, che è un po' particolare, è un inedito che l'abbiamo proprio vissuto in diretta. Scusa, attenzione Nicola, uno ha cercato di forzare il blocco e lo stiamo vedendo, un manifestante ha cercato di sfondare il blocco, non è successo nulla, però un piccolo gesto così, un raptus, lo possiamo chiamare così, fa anche abbastanza caldo, per cui basta poco per perdere la calma. Non è successo niente, lo vogliamo ribadire, però una persona, un attivista dei centri sociali ha cercato di infrangere il blocco. Le forze dell'ordine hanno bloccato senza alcun problema, senza usare violenza, senza usare la forza, l'hanno trattenuto per evitare che entrasse, probabilmente voleva entrare, e adesso probabilmente si stanno spiegando, non so se verrà identificato o no, comunque la situazione è tornata tranquilla. Ci sono delle transenne, anche questa è una cosa molto inedita, per far sì che il percorso all'interno, per chi deve arrivare in Basilica, non abbia contatti anche con le persone che si trovano lì, quasi appunto per voler poi anche fare un controllo, una cernita delle persone che passano. Grazie Lorenzo, abbiamo vissuto proprio in diretta questo momento anche di tensione ulteriore. Allora resta ovviamente collegato e vediamo di capire se il protocollo verrà rispettato e se riusciremo a farlo vedere all'interno del nostro telegiornale. Allora vado avanti con il telegiornale, Lorenzo, ma resta lì ovviamente, perché se ci sono variazioni ci richiedi la linea, se ci sono altri momenti di tensione anche ovviamente. Torniamo con la cronaca. Il traffico ferroviario in tilt dalla serata di ieri fino all'alba di oggi lungo la tratta Venezia-Trieste a causa dell'incidente avvenuto nel territorio di Roncade. Il treno merci stava viaggiando in direzione di Venezia con alcune bisarche di automobili quando uno dei mezzi si è sganciato, finendo nello spazio tra due vagoni, come vediamo, e tranciando il gancio che li stava collegando. L'allarme è stato lanciato alle 21:30, traffico ferroviario bloccato dalle 21:30 di ieri fino alle 5 di questa mattina, ovviamente per rimuovere i mezzi e riportare la situazione alla normalità. E adesso a Castagnolo di Paese, dove questa mattina c'è stato l'addio alla giornalista del Corriere del Veneto, Laura Tedesco, trovata senza vita, lo ricorderete, nella sua casa il giorno del suo compleanno. Una vita dedicata al giornalismo, il ricordo del parroco che era stato anche suo compagno di classe. Gerbere gialle e rosse, rose bianche. Sulla bara di Laura Tedesco esplodono i colori, le corone di fiori di papà Gaudenzio, del fratello Stefano e delle sue principesse, le piccole nipoti Letizia e Michela, che si stringono al nonno per tutta la cerimonia di addio a quella zia giornalista tanto acuta quanto talentuosa. Una cerimonia quieta e solenne, un silenzio attento di familiari, amici, parenti e colleghi del giornale venuti a salutarla per l'ultima volta, mentre Don Michele, suo compagno di scuola,
La ricorda partendo dall'abbraccio con il quale si erano ritrovati per la morte della mamma Livia, scomparsa 2 anni fa. Ad ogni caduta Laura si è rialzata in piedi e con coraggio e forza ha ripreso la sua strada, andando passo dopo passo sempre più vicino a quello che il suo cuore gli suggeriva. Una tenacia che non l'aveva fermata nemmeno quando la vita a volte le si è messa di traverso. Se n'è andata in silenzio, senza disturbare, così come chi l'ha conosciuta racconta di aver sempre vissuto. Laura è stata trovata senza vita a 46 anni nella sua casa la mattina del suo compleanno. La sera prima aveva accusato un malore in redazione ed era proprio la redazione il centro delle giornate di Laura, la sua vita dedicata al giornalismo. Per quella ricerca della giustizia e della verità che l'hanno guidata non solo nella sua professione di giornalista, ma anche in ogni scelta della sua vita. Il mondo va avanti sempre e lei voleva esserci sempre per raccontarlo. Il giornalismo era la sua vita era il giornalismo. Così l'hanno voluta ricordare i colleghi di Verona presenti, anche quelli del Corriere del Veneto, Alessandro Russello e il direttore dell'Arena Massimo Mamoli. Il fiuto della notizia è il culto del dettaglio. L'uscita della bara dalla piccola chiesa di Castagnole di Paese è scandita solo dal suono delle campane. Si stringono le mani papà Gaudenzio e il fratello Stefano nel salutare quest'ultima volta l'amata Laura. Torniamo a Venezia, Lorenzo Maier che ci richiede la linea. Lorenzo. Sì Nicola, grazie per la linea. Vi dovevo un aggiornamento. Allora, a quanto pare non ci sarà nessun discorso fuori sul sagrato della Basilica, anche perché, come vi stanno facendo vedere le immagini adesso, è cominciato il transito dei cittadini, dei pellegrini che stanno percorrendo il ponte votivo e stanno entrando in Basilica. La Basilica è aperta, si può entrare regolarmente, ma non ci sarà a quanto pare nessun discorso delle autorità cittadine e del patriarca del sindaco dal sagrato. Adesso siamo qui e aspetteremo all'esterno e vediamo se raccogliamo qualche dichiarazione al volo, però non ci dovrebbe essere la cerimonia consueta. Grazie allora Lorenzo, direi che se non ci sono altre situazioni non ci ricolleghiamo per il telegiornale perché fra poco dovrò chiudere. Chiaramente se ci sono situazioni particolari richiedici la linea, nel frattempo voi seguite comunque la situazione tu Lorenzo e Fabio Faliero. Possiamo dire che la contestazione, seppur non eccessiva, ha comunque fatto cambiare il protocollo, un inedito di questa cerimonia, perché come avete visto, lo ha raccontato lo stesso Lorenzo, non c'è stato il discorso dalla scalinata, troppe le urla di contestazione, quelle dimissioni che avete sentito in diretta. Che tempo farà? Quindi clima caldo diciamo a Venezia, clima caldo anche a livello meteorologico, ma sappiamo che in queste ore sono previsti rovesci anche forti nelle nostre zone e allora vediamo che tempo farà nel weekend. Situazione in leggero cambiamento nelle prossime ore, infatti qualche infiltrazione di aria più fresca, più instabile provocherà dei fenomeni temporaleschi diffusi sui rilievi un po' più isolati in pianura e soprattutto sulle zone pedemontane. Più in dettaglio però su tutte le nostre zone, per stasera un peggioramento con possibilità di temporali, qualche fenomeno residuo per domani mattina molto presto, poi tutto sommato una giornata all'insegna del cielo sereno, e il cielo sereno ci accompagnerà anche domenica. Domenica pomeriggio ancora un'attività cumuliforme un po' più intensa, quindi ancora qualche fenomeno isolato in pianura, un po' più diffuso sulle Alpi. I venti saranno deboli di direzione variabile, naturalmente a regime di ebbrezza sulle coste. Le temperature tendono a abbassarsi, ma la prossima settimana, in quanto ancora abbiamo 23-25 gradi di minima per i prossimi giorni, sabato e domenica. Le massime ancora 32-33 gradi. Lo stesso per lunedì e poi nel corso della prossima settimana è previsto un tempo stabile, un cielo soleggiato per quasi tutta la settimana, con temperature però che si tendono verso il basso, ma sempre al di sopra, intorno ai 30 gradi. Naturalmente questo è il periodo del Sol Leone, una volta si diceva così, ormai però negli ultimi anni il Sol Leone è tutta l'estate, quindi i parametri sono cambiati. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. E noi andiamo nel Bellunese.
Dove va in archivio ufficialmente l'Era Nevegal 2021, oggi l'annuncio del nuovo corso delle società che si chiamerà Dolomiti Ski Line Nevegal e che con WOFI Italia ha già condiviso il piano quadriennale di sviluppo del colle. Investimenti e organizzazione, la somma del progetto di rilancio del Nevegal con una marcia in più, quella marcia che i bellunesi auspicano da decenni per la località turistica che dall'alto si affaccia sul capoluogo e dai cui declivi a perita d'occhio si possono ammirare la vallata bellunese, le vette delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, fino alla laguna di Venezia. Una suggestione che non è passata inosservata al Consorzio Tolomeo. Dal Nevegal c'era una vecchia terrazza che veniva utilizzata proprio per ammirare le Dolomiti, quindi nasce il nome Dolomiti Ski Line. Una strategia di marketing di per sé geniale che punta a intercettare investitori ma che ragiona nel concreto anche con i partner locali, punto di forza del progetto We Love Nevegal. Ospitalità che vuol dire alloggi, posti letto, servizi, eventi, sono il cuore pulsante dell'attività avviata da WOFI Italia per dare una sferzata d'energia al turismo estivo e invernale. Lorenzo Baldanello. Un'operazione globale che deve riunire tutto quello che è il territorio, quindi dagli impianti alla comunicazione, al portale, alle attività economiche che sono importanti nel territorio e che deve portare ulteriori investimenti, ulteriori persone che vogliono investire in questo bellissimo territorio che ha delle potenzialità enormi che devono essere portate ancora più avanti di quello che si è fatto finora. La presentazione della nuova società e del progetto per il lancio del Nevegal 4.0 in chiave moderna, al centro le torri. Oggi diamo a questa località turistica nuova vita, nuovo progetto, nuovo impegno finanziario e credo che questo sia il bello di oggi. Per l'inverno firmato l'atto per la nuova sciovia delle Erti, acquistato un battipista e un tappeto per il campo scuola, mentre per l'innevamento artificiale, fin tanto che non sarà completato il laghetto con relativa sala di pompaggio, Dolomiti Ski Line ha previsto una stazione di pompaggio provvisoria con un investimento di 360.000 euro. Alla base deve esserci un investimento per avere un minimo di struttura efficace, efficiente e poi il piano industriale andrà a ammortizzare quello che avremo messo e spero anche in modo positivo. Nuovo logo, nuovo portale immaginato come crocevia di informazioni, di promozione, di proposte di pacchetti turistici. Da domani, in concomitanza con l'evento dei Cicchetti in Cresta, entrerà in funzione la seggiovia aperta solo nei weekend di luglio e fino alla metà di settembre, mentre dal 3 al 18 agosto l'impianto funzionerà tutti i giorni. Nevegal ha tutto per poter diventare una delle zone più turistiche del territorio, con un turismo sostenibile e un turismo di un certo livello. Allora, oggi va così, è un po' ballerino il nostro telegiornale. Torniamo a Venezia, vediamo Brugnaro che lascia la Giudecca, ancora contestazioni, sentiamo. Ma tutti tra macciai col prezzo, con questo, con quello. Il tono ovviamente della situazione, quindi avete visto andarsene Luigi Brugnaro dalla zona del Redentore. Andiamo avanti, continua quindi la contestazione, ma Brugnaro se n'è già andato. Il gruppo consigliare di Forza Italia, torniamo a Belluno, ci scuserete per questo un po' schizofrenia, ma l'evento in se stesso e anche il fatto, come avete visto, che questa cerimonia di fatto è cambiata, il protocollo è saltato di fatto, il protocollo ufficiale proprio per le contestazioni. Due notizie di cronaca appena giunte in redazione, parliamo di Belluno. La prima riguarda un 76enne di Chiesta al Pago soccorso da Falco 2 e trasportato al centro Grandi Ustionate di Padova in conseguenza di un incidente domestico. Le sue condizioni sarebbero molto serie e destano preoccupazioni anche le condizioni di un motociclista rimasto ferito in un incidente nel tardo pomeriggio a Feltre. L'uomo è stato intubato ed è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Novità invece nell'emiciclo di Palazzo Rosso, perché è nato il gruppo di Forza Italia.
2 settimane fa la nascita del nuovo gruppo consigliare Patto per Belluno con Sandra Mella e Celeste Balcon, che hanno scelto di non rappresentare più la lista Noi con Oscar. Oggi, a pochi mesi dall'adesione a Forza Italia, i consiglieri Francesco Lagrua e Roberto Ferro hanno depositato ufficialmente l'atto costitutivo del gruppo che sostituisce quello indipendente Più Forti Insieme. Lagrua e Ferro, con il coordinatore provinciale degli Azzurri Dario Scopella e il coordinatore cittadino Leonardo Colle, hanno incontrato il sindaco De Pellegrin, ma al momento neppure il confronto ha consentito ai 2 consiglieri di partecipare alle riunioni di maggioranza, nemmeno come uditori, tanto che mercoledì scorso i 2 esponenti di Forza Italia non sono stati neppure invitati. Con la propulsione del partito speriamo che si riescano a risolvere i problemi, afferma il capogruppo degli Azzurri Lagrua. L'altro forzista di spicco che siede in maggioranza, Lorenzo Bortoluzzi, continuerà a rivestire il suo ruolo come capogruppo di Belluno al Centro, conferma il coordinatore provinciale Dario Scopella, che si rallegra per il nuovo step compiuto dopo l'ingresso nel partito di Lagrua e Ferro, ufficializzato a Belluno dal coordinatore regionale Flavio Tosi. Lagrua e Ferro si dicono disponibili al dialogo con il sindaco De Pellegrin, con il giusto rispetto dei ruoli. Il sostegno all'amministrazione di centrodestra, pur dall'esilio, appare scontato. Già, ma fino a quando? Entro l'inverno il bellunese avrà il nuovo centro di recupero animali selvatici a Villa Zuppani, a Pasa di Sedico. Oggi è stato firmato l'accordo di collaborazione tra la Regione, la Provincia e Veneto Agricoltura, che ha come obiettivo quello di ripristinare un servizio non più operativo da quasi 20 anni per la mancanza di personale tecnico. La struttura sarà chiamata a dare ricovero a cura alla fauna selvatica, che ha subito incidenti solitamente per investimenti stradali. Contestualmente è stato sottoscritto l'accordo per la valorizzazione di Villa Zuppani, che può contare su una concomitanza di contributi e progetti per oltre 2 milioni di euro. Era l'ultima notizia di questo telegiornale. Abbiamo raccontato anche in diretta le contestazioni al sindaco Luigi Brugnaro, l'apertura del ponte votivo, contestazioni che, come abbiamo visto, hanno cambiato il protocollo proprio di questa cerimonia. È davvero un inedito che ci ha raccontato in diretta Lorenzo Maier. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.